No, mi fa piacere essere qui a dare una mano. Non è un caso che io sia qui a Calalzo da un collega, ma anche da un amico che mi è stato vicino nei momenti più difficili di questa vicenda negli ultimi mesi. Mi aveva fatto questa proposta, io ho preso l'impegno di venire così a fare questa giornata di volontariato, cui probabilmente ne seguiranno anche altre. E quindi eccoci qua, è bello poi che siamo insieme, perché anche credo sia un segnale di dimostrazione come i sindaci comunque sono l'ultimo anello della catena che lega cittadini e istituzioni a rimanere ancora solido, e rimane solido proprio perché i sindaci vanno sul campo, stanno tra la gente, fanno anche i lavori più semplici, magari più così a contatto anche con la natura, come la cura del territorio, ma proprio questi sono dei segnali importanti. Naturalmente fino a quando non mi sarà consentito ritornare a fare il sindaco, così dovrò ingegnarmi a riempire le giornate. Insomma, ci sono state quelli di volontariato a Misurina con la Lavaredo Ultra Trail, oggi a Calalzo, cui appunto dicevo ne seguiranno altre. Poi c'è naturalmente la mia attività di scrittore, anche questa imprevista fino a pochi mesi fa. Il mercoledì 10 luglio uscirà il libro, che poi verrà presentato in diverse zone della provincia e anche della penisola, e quindi insomma anche l'estate sarà particolarmente impegnata, e credo questo sia positivo anche perché a stare in casa sono un po' un leone in gabbia. Insomma mia moglie potrebbe anche stufarsi presto di me. Per noi a Calalzo è naturalmente un onore, gliel'avevo proposto subito come antistress, ho detto se vuoi impegnarti un po' il fisico, visto che la testa ce l'avrai bollita da tutti questi casini che hai, vieni e ci scarichiamo un po'. Uniamo naturalmente l'utile, il super utile che è il mantenimento e la manutenzione del territorio, anche al dilettevole, perché insomma darsi una mano aiuta sempre, farlo col sorriso aiuta. Naturalmente io aspetto di ricambiare il favore non appena a Franceschi sarà consentito di tornare a fare il suo lavoro, quindi anch'io mi metto a disposizione sua appena tornerà a Cortina. Infatti sto cercando di stare molto light con gli ordini, perché so che poi me le ritornerebbe tutte, quindi sto molto light e cerco di fare il datore di lavoro, diciamo così, fratellone.